Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Una delle missioni più importanti della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Così il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi ha definito quella partita questa mattina da Palmanova, alla volta della Slovacchia, per l'allestimento di un campo da 250 posti per i profughi ucraini. La colonna di 20 mezzi arriverà a destinazione domani notte. Alle 6 di questa mattina, dopo un breve briefing, è partita da Palmanova la missione della Protezione Civile regionale che dovrà allestire un campo di smistamento per i profughi provenienti dall'Ucraina a Oblà, in Slovacchia, ai confini tra i due paesi. La colonna di 20 mezzi è composta dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che realizzeranno un campo con attrezzature e servizi per circa 250 persone. Sicuramente è una missione importante, tra le più importanti che la Protezione Civile ha fatto nella sua storia, per numero di mezzi schierati, per numero di volontari, per la collaborazione col Dipartimento Nazionale e con la Croce Rossa, e tutto questo consentirà l'installazione di questo campo profughi ai confini con la Slovacchia, dove saranno allestiti 250 posti letto, un centro di smistamento per le persone che hanno bisogno anche di un controllo sanitario, le cucine. Sicuramente è un lavoro importante che il Dipartimento Nazionale ci affida coerentemente con la storia di questa straordinaria esperienza di questa regione nel sistema di protezione civile. È un'esperienza che ha un forte radicamento nell'attività dei volontari. Vediamo come questa missione sia anche composta da molti giovani, questa è un'altra cosa estremamente importante. Ci sono diverse competenze professionali che concorrono a questo lavoro, e la generosità di queste donne e di questi uomini che hanno risposto alla chiamata subito, tra l'altro in un confine, in un paese dove c'è una guerra, quindi non facile, delicata, lunga, perché partiranno adesso, arriveranno domani notte e ci saranno giornate di lavoro per montare questo campo. È una delle nostre missioni, 2 sono già partite con i dispositivi medici e i farmaci, anche qui per conto del Paese. Stiamo lavorando sui confini italiani per le persone, in particolare per le donne e i bambini che stanno arrivando. Il nostro sistema sanitario sta rispondendo anche qui con questo hub che abbiamo realizzato alla Fiera di Udine per garantire le attività di sicurezza sanitaria. Sicuramente un lavoro importante che tra l'altro pesa sulle spalle di un sistema di protezione civile e del servizio sanitario regionale che ha 2 anni con una pandemia sulle spalle. Quindi, ma noi non ci fermiamo, andiamo avanti, è giusto che le persone davanti a una guerra abbiano l'aiuto che questa terra comunque ha avuto nel 1976, quindi credo che questa sia la risposta più importante che tutti coloro che hanno concorso con il loro contributo riescono ad affermare ancora una volta come questa sia una regione che sa rispondere nei momenti di grande difficoltà. Tra le numerose famiglie in regione con parenti in Ucraina, diverse sono quelle che ospitano i propri cari in fuga dal conflitto. Luigi Gobbo, che risiede a Cividale con la moglie ucraina, ci racconta la sua storia. Non si ferma la corsa alla solidarietà verso il popolo dell'Ucraina, con in prima linea i parenti di chi fugge dalla guerra dopo averla vista con i propri occhi. Luigi Gobbo vive a Cividale del Friuli con la moglie ucraina. La coppia da domenica ospita nella propria abitazione le 2 nipoti di 6 e 10 anni e l'altra nonna 65enne, scappate a causa del conflitto dalla città di Mykolaiv, a circa 100 km da Odessa. Noi domenica scorsa siamo partiti verso le 9 del mattino con un mio amico che abbiamo guidato in 2 la macchina, siamo andati fino al confine ungherese, di là non ci hanno lasciati passare, abbiamo aspettato, mia moglie è scesa dalla macchina e è andata a piedi al confine ucraino, e lì c'erano suo figlio con la nuora e le bambine e la nonna. Le hanno consegnato le bambine più la nonna e hanno fatto un tragitto a piedi e sono venute di qua del confine ungherese. Una situazione, un'atmosfera immagino surreale, un viaggio anche molto lungo, soprattutto per le bambine.
Il viaggio lungo, un po' sì, le bambine erano molto stressate perché la notte andavano a dormire nei rifugi, no? E poi sì, il viaggio per venire qui a Cividale è stato un po' lungo. Per fortuna avevo sto mio amico che ci siamo alternati alla guida, ma abbiamo fatto in una giornata 1900 chilometri quasi. I genitori invece sono rimasti là. I genitori sono rimasti là perché sono impegnati, insomma, lui, il papà è impegnato, che è capitano di una nave, insomma, è impegnato per lavoro lì. Com'è cambiata la vostra vita in queste giornate in cui vi ritrovate appunto le bambine e l'altra nonna qua ospiti in casa? La vita prima era una vita normale, adesso da quando è cominciata questa guerra, specialmente mia moglie, che essendo ucraina, avendo le nipoti lì, era sconvolta lei, no? Adesso almeno può dire le ho io qui. Voi siete in contatto tutti i giorni con i parenti in Ucraina per cercare di capire anche minuto per minuto che cosa succede? La mamma delle bambine, il papà, siamo sempre in contatto con loro, ogni ora quasi telefonano. Per quanto riguarda invece il loro inserimento scolastico? Mi hanno detto che c'è la possibilità di inserirli in una scuola, però per adesso non so come faranno o in che sistema, se al Civiforum o qualcosa. Sì, è una cosa in alto mare, ecco, diciamo. Bisogna trovare prima di tutto gli interpreti. Sì, perché sennò bisogna trovare gli interpreti, perché sennò loro, sì, italiano qualcosina cominciano adesso sanno un po' di inglese, ma sì, così. Vi state organizzando anche con altri conoscenti per cercare capi di vestiario, giocattoli, cibo? La gente, io mi sono meravigliato dell'affetto della gente, ci hanno portato vestiti, mi hanno dato la spesa, insomma si sono prodigati veramente, mi sono meravigliato proprio dell'affetto che trovi nel prossimo, ecco. L'auspicio ovviamente è che tutto ciò finisca il più presto possibile, in modo che i genitori di queste bambine possano venire a riprenderle e riportarle nel loro paese d'origine, ovviamente anche la nonna. Esatto, perché loro li hanno portati qui principalmente per la paura, no? Perché a parte che diciamo così sono scioccate che la sera si prendevano e andavano in questi bunker. Però adesso sono con la nonna, non si rendono conto, ma qualche volta le vedo che sono un po' avvilite, insomma. Cerchiamo di rendergli la vita un po' spensierata il più possibile. Ora parliamo dell'emergenza Covid. Risalgono i casi su tutto il territorio, in particolare nel Pordenonese, e per l'epidemiologo Giorgio Simon questa nuova ondata è comunque più blanda a livello di ospedalizzazioni. A rischio reinfezione sono soprattutto i non vaccinati e i giovani. Dottor Simon, abbiamo visto come negli ultimi giorni c'è stata una nuova impennata dei casi a livello italiano e anche nella nostra regione. Come dobbiamo guardare questo aumento? Sì, il dato riguarda non solo l'Italia, ma riguarda l'intero pianeta, tutto il mondo, l'Europa. In Italia da settimana in settimana sono aumentati di circa il 30% e più o meno il 28,8% anche in Friuli Venezia Giulia, con un picco su Pordenone del 41%, Trieste 23%, Gorizia 19%, Udine 27%. Quindi i casi sono sicuramente in aumento, ma il dato rilevante è che i decessi sono in calo, e sono in calo importante del 30% in Italia, del 23% in Europa, e quindi il dato che ci interessa di più, che è quello ovviamente dei decessi, è sicuramente un dato positivo in regressione. Esattamente come stanno calando in maniera importante, anche se ovviamente verso la fine è un po' più lenta, i ricoveri sia in medicina sia in terapia intensiva. E questo è il dato che ci interessa di più, perché sappiamo cosa vuol dire ospedali pieni, sappiamo cosa vuol dire terapie intensive piene, sappiamo il riflesso che ha anche sulle tutte le altre attività all'interno degli ospedali, come la sospensione o il ritardo delle attività chirurgiche. Per quanto riguarda invece le persone che si stanno ammalando nuovamente, qual è la situazione?
ci sono delle persone che si reinfettano. E questo non ci deve preoccupare. Questa categoria di virus, i coronavirus, sono virus che possono provocare più volte l'infezione. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un'indagine e ha cercato di capire quali sono le persone che rischiano di infettarsi di più. Per esempio, si è visto che aver passato più di 200 giorni dalla diagnosi precedente, dall'infezione precedente, aumenta il rischio di malattie di circa il 50%. Aver superato 120 giorni dall'ultima dose di vaccino ugualmente, soprattutto se ne hanno solo 2, aumenta del circa il 50% la probabilità di essere reinfettati. Le persone non vaccinate invece rischiano di infettarsi più volte con la probabilità del 230%, quindi sono in assoluto le persone che rischiano di infettarsi di più. Così come si è visto che tendenzialmente si reinfettano, cioè quindi hanno più volte il coronavirus, le persone più giovani rispetto agli anziani, e questo direi che è una buona notizia. Insomma, il vaccino ha comunque dimostrato che c'è stata una grande efficacia e soprattutto i rischi sono diversi tra vaccinati e non vaccinati. Si è visto che il rischio di essere infettati nei non vaccinati è appunto dell'ordine del 230%, la probabilità di essere ricoverati in ospedale è di 8 volte superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati, di andare in terapia intensiva di 14 volte nei non vaccinati rispetto ai vaccinati e di decesso di circa 15 volte. Quindi sostanzialmente se non abbiamo... Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. In questi giorni nelle maggiori città italiane le forze dell'ordine sono state dotate del taser, la pistola elettrica che permette di immobilizzare malviventi e che ha già creato qualche polemica. Le questure del Friuli Venezia Giulia saranno dotate dello strumento a maggio, un'arma in più secondo il sindacato FISP a tutela degli operatori di polizia. Il taser, la pistola elettrica, è in dotazione anche agli uomini della Polizia di Stato. Quando vedremo questo strumento anche in Friuli Venezia Giulia lo chiediamo a Raffaele Padrone, segretario generale dell'FSP di Pordenone. Allora, quando arriverà il taser da noi? Allora, in questi giorni sono partite le prime distribuzioni, sono 18 le città nel nostro territorio nazionale che utilizzeranno questa pistola. Chiamo pistola dissuasore più che pistola, ma la forma è quella, anche se il materiale è un materiale plastico particolare. Dicevo, 18 sono in questo momento le città di capoluogo che riceveranno e che stanno ricevendo i primi 4.800 pezzi, distribuiti chiaramente a tutte le forze dell'ordine. C'è un prospetto di consegna anche per quanto riguarda alle polizie locali, però Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato stanno ricevendo in questi giorni. Per quando vederle in Friuli Venezia Giulia, la distribuzione sarà credo per maggio, perché in questo momento chiaramente siamo partiti nelle città a maggior rischio e maggiore criminalità, tant'è che già martedì a meno di 24 ore di distribuzione alla città di Roma c'è stato un primo intervento da parte proprio della Polizia di Stato su un uomo che tentava un suicidio perché doveva essere accompagnato in carcere, quindi la polizia è intervenuta e ha dovuto, per portare a termine l'intervento, utilizzare questa pistola. Ecco, quali sono i rischi eventualmente e quali insomma le sicurezze anche nell'utilizzare quest'arma che insomma ha creato anche qualche polemica in passato? Sì, addirittura anche per questo intervento, guardi, anticipo quello che si potrà sentire in questi giorni. Il problema è che questi ragazzi che utilizzeranno il dissuasore sono tutti colleghi che hanno superato e fatto un corso
presso la scuola tecnica di Nettuno. Questa taser, questa pistola dissuasore elettrica, spara 2 dardi, così diciamo un po' anche quali sono le caratteristiche, spara 2 dardi alla distanza da 7 a 11 metri per avere la sua efficacia, attraversa anche chiaramente gli indumenti, sono 2 dardi che aprono un circuito e collegati a un filo elettrico, si chiude nel momento del contatto del corpo, vengono utilizzati chiaramente non in parti vitali, quindi diciamo dalla pancia alle gambe o alle braccia, e immobilizzano perché creano delle scariche di 5 secondi ogni 20 fino a che l'operatore non rilascia il grilletto. Quindi è una maniera finalmente per avere sicurezza sia per il malvivente, se vogliamo dirla, ma anche una sicurezza soprattutto per gli operatori. Questo è un grande risultato che noi della FSP, che da prima abbiamo sposato questo utilizzo, perché ricordo che negli Stati Uniti, in Francia, in Gran Bretagna sono anni che si usa questo strumento per immobilizzare le persone. Faranno i centri di accoglienza primari? Qual è l'effettiva carenza di personale sanitario nelle strutture della Regione? I fondi del PNRR sono sufficienti a coprire gli interventi previsti dalla riforma sanitaria? Sono alcuni dei quesiti al centro dell'incontro promosso a Udine dal gruppo consigliere regionale del PD. Conferenza stampa in Regione indetta dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Con noi Maria Grazia Santoro, consigliere regionale, che fa appunto da portavoce per questo incontro. Al centro del dibattito c'è la riforma sanitaria, ma quali sono gli aspetti maggiormente contestati dal PD e che riguardano appunto la riforma della sanità nella nostra regione? Cominciamo dai CAF, strutture che erano state avviate con la precedente legislatura e che sono state dimenticate. No, di più, sono stati chiusi ben prima della pandemia anche quelle sperimentazioni che erano iniziate con grandissime difficoltà, perché è ovvio che era una sfida con un'asticella molto alta, quella di pensare che i centri di assistenza primaria potessero essere il luogo nel quale medici di medicina generale e specialisti potessero raccogliere la domanda territoriale. Questa amministrazione li ha chiusi e adesso sostanzialmente li ripropone sotto l'etichetta delle case di comunità, che parzialmente sono i CAP, perché dovrebbero invece contenere anche il tema dei servizi sociali e il tema appunto del governo del territorio da un punto di vista sanitario, vantandosi di una scelta che non è la sua scelta, ma che in qualche modo è una piroetta rispetto a quanto negato in precedenza. Ecco, nel mirino del PD chiaramente la carenza del personale, le liste d'attesa, insomma tanti aspetti. Sì, perché si continua ad andare avanti promettendo muri, realizzazioni, milioni di milioni, ma che cosa ci metteremo dentro questi muri e soprattutto nel frattempo che cosa facciamo per i nostri cittadini? Per non parlare dei problemi dei servizi, come si intende reclutare il nuovo personale, con quali priorità, per quali professionalità e in quali aree. Io credo che i cittadini del Friuli Venezia Giulia bisogna dare questo tipo di risposte. Ecco, voi avete analizzato la situazione, avete una vostra controproposta? Per capire in quale modo è possibile far fronte al tema del personale. Vediamo che per esempio in alcune altre aree della regione sono stati fatti nuovi contratti, nuove modalità, la sperimentazione del Veneto con i medici intramenia. E quindi applicarla anche qui? E quindi potrebbe essere applicato anche qui, dandosi la priorità appunto di capire qual è il personale carente e dove. Perché tra le righe delle linee guida leggiamo anche che i servizi territoriali dovrebbero essere, come dire, alimentati dal punto di vista personale da personale ospedaliero. Beh, io non credo che questa sia la soluzione. Bene, ringraziamo consigliere regionale Maria Grazia Santoro. E qui dalla Regione in via Sabadini è tutto, restituisco la linea allo studio. Una donna su 10 soffre di endometriosi, ma l'incidenza potrebbe essere più alta. Della patologia se ne è parlato questa mattina ed è stata al centro di un convegno a Udine.
Endometriosi a 360 gradi, se ne parla nel Palazzo della Regione, con noi la Presidente dell'Associazione Sonia Manente. Da anni si sta battendo per il riconoscimento di questa patologia e mi pare che stia ottenendo dei buoni risultati, cioè pian pianino, un passo alla volta, Sonia. Diciamo che adesso secondo me siamo a buon punto sicuramente, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Io voglio dare un voce alle donne che hanno questi problemi non solo fisici ma anche sociali, lavorativi, professionali e personali sicuramente. Speriamo che in questo senso ci diano voce anche perché non è solo un mal di pancia, signori, qua l'endometriosi anche in alcuni casi si sposta e va in altri organi, non diventa poi solo un mal di pancia ma diventa un male di tutto, perché l'endometriosi purtroppo si sposta anche in altri tessuti che sono ureteri, che sono vescica, intestino, le ovaie, però anche i nervi, i muscoli e quant'altro, quindi polmoni, attenzione anche se raramente, però in regione io conosco 5 persone che hanno il problema di endometriosi ai polmoni, quindi non so se è per caso una zona, ma sta di fatto che è una cosa importante. Io non voglio allarmare, ma bisogna dire quello che è, bisogna dire pane pane, vino al vino qua. Quindi prevenzione e diagnosi precoce. E vorrei parlare con la professoressa Lorenza Driul di medicina di genere. Diciamo che l'endometriosi è per eccellenza la regina della medicina di genere. E per eccellenza sicuramente, ma non per impegno nella ricerca. Quanto ha detto giustamente precedentemente la Presidente dell'Associazione è assolutamente veritiero, perché è soltanto da poco che la ricerca si sta concentrando sull'endometriosi, eppure noi donne e tantissime donne ne soffrono da sempre. Questo è un mese importante perché marzo è il mese dell'endometriosi e ci troviamo a ripensare a questa patologia, ma una patologia cronica, e ci tengo a dire che se ne parliamo a marzo, però le donne ne soffrono una volta al mese e per tutta la vita, e le nuove evidenze scientifiche appena pubblicate a livello europeo hanno messo in luce come l'endometriosi non è soltanto nell'età fertile, inizia nell'adolescenza, e quindi non dobbiamo dimenticarci delle nostre ragazze che sono a casa, non dobbiamo dimenticarci delle loro sofferenze e non dobbiamo anonimizzare il significato del dolore mestruale, perché questo è l'effetto del grande ritardo, a mio avviso, nel campo della ricerca e del trattamento dell'endometriosi. Rendere anonimo e di poca importanza il dolore delle mestruazioni, quasi, passatemi il termine, normale, non è oggi più ammissibile. Quindi la medicina di genere dà una forza in più e un peso veramente importante a questa patologia che colpisce molte donne, molte di più di quanto in passato in realtà ne eravamo a conoscenza. È partita questa mattina da Udine la fiamma che accenderà i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022. Parte da Udine la Torch Run con tanti significati, l'abbiamo visto anche su questi cartelloni. Grazie allo sport faccio nuovi amici, e poi anche un significato di pace in questo momento. Il messaggio forte di Special Olympics è sempre stato un messaggio di inclusione sociale, perché lo sport per noi è un mezzo per riuscire sia a progredire dal punto di vista non solo fisico ma sociale e inclusivo. Questo è il nostro obiettivo vero. E quindi la collaborazione con le scuole, i ragazzi che lavorano insieme, lavoriamo già da anni con progetti, soprattutto la scuola Istituto Volta, dove i ragazzi fanno attività sia artistica sia sportiva insieme ai ragazzi con disabilità, e quindi loro hanno fatto tutto di loro iniziativa, hanno scritto quello che pensavano, e questa fiaccola che doveva partire come giochi sportivi e la prefazione sia ai giochi nazionali che hanno più di 3.000 atleti, ma anche ai campionati del mondo che sempre a Torino nel 2025 sono stati assegnati, è diventato anche un messaggio di pace che attraverserà l'Italia. Ogni 4 famiglie c'è una famiglia che ha dei ragazzi con delle problematiche. L'importante è che queste famiglie sappiano che anche noi ci siamo, nel senso, la tendenza fino a pochi anni fa era di nascondere, di non far vedere, di tenere, anche per un senso di protezione, i ragazzi tenerli in casa, solo che tenendoli in casa purtroppo si regredisce, non si cresce. La cosa più
bella è che non solo si fa sport, ma grazie allo sport abbiamo un totale abbattimento di quelli che sono tutti i muri che esistono invece purtroppo ancora oggi nella vita normale. Quindi Udine è orgogliosa di aver ospitato oggi questa iniziativa e saremo sempre promotori e sosterremo sempre questo tipo di iniziative. Federico, Tiziana, Muriel e Alessandra sono 4 atleti che oggi appunto erano qua alla partenza di questa fiaccola. Tu che sport fai? Allora, faccio nuoto, corsa e un po' di tutto. Quale preferisci? Qual è il tuo preferito? Ovviamente il nuoto. Che cosa ti dà lo sport? Perché ti piace tanto? Mi dà l'energia per andare avanti e non mollare mai. Di dove sei tu? Udine. E tu di dove sei? Io sono della Carnia, cioè Tolmezzo. E quali sono le tue specialità? La mia specialità è il nuoto e altri sport vari. Sì, Però preferito il nuoto? Sì, il nuoto assolutamente. Le gare di nuoto saranno a Torino e dopo impara anche il meeting di bocce, però non so quando. Mai senza sport? Mai senza sport, mai. E per te mi ci racconti che sport fai? Cos'è per te lo sport? Mi piace divertirmi. Giusto. Soprattutto con cosa? Cosa ti piace fare? Quello di nuotare, divertirmi. E tu, Alessandra? Allora, a me piace fare bowling, ritmica. Però mi dicono che sono 20 anni che fai sport? Sì, da tanto. E non ci rinunceresti mai, credo, no? No. Bravi, noi siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.